Bene, siamo qui, un'altra iniziativa di Rifondazione Comunista in difesa dell'ambiente e del territorio nel Veneto. Siamo stati a Vicenza per i FAS, siamo stati a Rovigo contro l'interramento dei rifiuti tossici nei sedimenti stradali e nei campi. Continuiamo questa battaglia perché il Veneto è una regione dove l'emergenza ambientale ha caratteri straordinari. Dopo 25 anni di governo della destra e della Lega di questa regione, noi siamo in una delle regioni più inquinate d'Europa, quella dove nel 2017 c'è stato il più alto consumo di suolo in Italia, suolo cementificato si tratta. Siamo nella regione dove le acque di una grande parte delle province venete è tremendamente inquinata. Siamo in una regione dove l'inquinamento ha determinato il più alto tasso a livello europeo di tumori testicolari sugli maschi dai 14 ai 50 anni e potremmo continuare così. Abbiamo tutti i giorni sui giornali le grandi vittorie di Zaia. Noi diciamo che questo è un territorio che è stato mal governato, dove ci sono salari molto bassi e dove l'inquinamento è molto alto. Questo è il bilancio di 25 anni di governo della Lega in questa regione. Non hanno nulla di cui vantarsi, stanno minacciando gravemente le nuove generazioni e le prossime che verranno, perché in un territorio di questo tipo la questione dell'inquinamento e dell'ambiente è diventata drammatica e lo sarà ancora di più nel prossimo futuro. Noi continueremo come Rifondazione Comunista, non da soli, con tutti quelli che si mobilitano su questo terreno a livello regionale, e pensiamo che sia necessario presentare il conto di tutte queste questioni, dello sfruttamento del lavoro, dello sfruttamento del territorio, alla Lega e al centrodestra alle prossime elezioni regionali.